ci fosse un discorso di amanti, lei l'ha scoperto. Mare o in battaglia e sotto c'è scritto remissione dei peccati. Puoi sederti qua con me, per favore? Te lo prometto, non fanno male questi strumenti. Ciao a tutti, sono Chiara di Real Ghost Phoenix. Con Sabine e Dario siamo ai laghetti di Martellago, provincia di Venezia, perché abbiamo scoperto che ci sono stati vari suicidi e in passato ci sono già stato qua, abbiamo sentito parecchie cose strane. Voglio vedere se c'è la signora che abbiamo incontrato l'anno scorso e soprattutto voglio vedere se si sente ancora l'odore di zolfo che c'era in mezzo alla vegetazione. Un piccolo aneddoto che è successo: quando siamo venuti qua eravamo una bella compagnia. Qua c'è anche un parco giochi con un albero in particolare. Tutti sono passati sotto i rami tranquillamente e io mi sono sentita non avvolta, di più, come incatenata dai rami che mi hanno anche lasciato dei graffi sulla pelle, sul corpo. Quindi che dire, adesso iniziamo l'indagine e speriamo di tornarne vivi, ecco. Io da qua così, perché è l'unica strada che puoi percorrere. Se gli occhi sono là, noi abbiamo percorso di là. Quindi da che parte vuoi che andiamo? Guarda di là. Là? È lui, Dove è lui? quest'albero qua, Quale? questo. È quest'albero che mi ha artigliata. Questo qui? Questo. Perché aveva una vegetazione più bassa. No, era così alta. E questo è il problema. Io stavo passando, era ancora estate, quindi forse c'erano più foglie, non lo so. Stavamo passando tutti tranquilli. Io mi sono trovata con i graffi qua. Ero proprio rinchiusa, non riuscivo a passare oltre. Che c'è? Libri. Venite! Oddio, hai tanti libri. Proviamo a fare il libro con uno di questi. Va bene? Perché no? Sono qua. È come se ci dicessero. È come se ci dicessero. Prendetemi. Prendetemi. Quando sono venuta io qua la prima volta non c'erano. Scegli un libro. C'è qualcuno qui con noi adesso? Vuota.
Pagina vuota. Qualcuno ci sta osservando da lontano? Leggi tu perché non ci vedo. Tira su un attimo. Puntura d'insetto. Sotto c'era una chiamata, ma tu eri su una puntura d'insetto. Forse cos'era una chiamata? Volete voi che facciamo il libro? Ci avete portati voi verso questa casetta? Cerco la conoscenza, tira un attimo su. Disse Pot, sono un filosofo. No, cerco la conoscenza. Conoscenza coi libri. Volete sapere chi siamo? Tira su. Sì. C'è scritto sì, fermò, ma eri su sì. Beh, effettivamente Non ci siamo presentati. ci siamo presentati. Io sono Dario, ciao. Io sono Sabina, ciao. E io sono Chiara. Ci siamo conosciuti qualche anno fa, forse. Sono qua di nuovo per sapere bene chi siete. Prova a chiedere loro chi sono. E voi chi siete invece? Tira su un attimo. Urlando. Hai sentito gli urli? C'è una sirena. Per la fatalità, quando ho fatto urlando, C'hanno degli urli. ha suonato la sirena. E voi chi siete? Chi Hanno siete? detto urlando però. Ti sei stato un caso? Cioè, Può essere. tu hai letto urlando e si è sentito la sirena, perché quella era una sirena. Però chi siete urlando può essere comunque un'anima soffrente. Può essere. Glielo chiedo. State soffrendo? Borbottò. Proviamo a tirare su. Va con le cifre 212. No, borbottò. Però magari non serve a niente. Provi a sedere su quella panchina. Quale? Scusa, non ho visto. Quella lì, dove c'è Quella? sì, quella vicina all'albero dove passano i termini, ti ha preso, ti ha imprigionato. Hai un canticchera urlando e tutto, questa è l'unica rossa. E quella che colore era, scusa? No, non è rossa, è rosa. Quando sono venuta qua la prima volta ero imprigionata dall'albero. Questo qui alla mia destra. Siete stati voi? Un conto corrente. Tira su. Di nota si limitavano. Era un conto, non è che avevano conti sospeso o qualcosa del genere. Ma Andiamo- gli ho andiamo- chiesto qualcosa di diverso.
Prova a rifare la domanda, secondo me. Oddio, Cosa c'è? non mi vengono le parole. Ma sai cosa sto notando una cosa diversa rispetto alle altre volte? Quando fai anche il libro, fai le domande. Mm. Questa sera sei più dolce, meno brusca. In che senso? Nel senso che di solito quando fai le domande sei più incisiva. Mm. Qui sei un po' più dolce, più come ci fosse... non Come so, se conoscessi già lo spirito con il quale stai è un altro interagendo. approccio. Più che altro non me ne sto accorgendo in realtà, Mm. però sto sentendo un sacco di cose diverse. Come spaesata quindi. Un pochino. Sì, sei diversa rispetto. Da quando ho iniziato a fare il libro di là. Sei diversa, a me sembrava dolcezza, ma magari, come dici tu, un po' più spaesata, non so, beh, anche lo sguardo che hai adesso, come perso, stai guardando a destra e a sinistra. Ho abbastanza input. Ma diccelo però. Dicelo perché io me Ho ne sono reso capito. conto, però magari sai, non tutti poi se ne Cosa rendono senti? conti. Però sto sentendo un sacco di cose diverse. Ma non tristi anche, sbaglio, può Sì. essere. Malinconiche. Mi fai delle domande attinenti ancora quindi a queste cose che senti tu? Sì, però volevo farlo, Però ma non sai come farle. mi si è bloccato in gola la domanda. Cioè, come se avessi un nodo in gola che prima volevo chiedere, non sapevo. Ma per Ci non provo. essere aggressiva, offensiva nei loro confronti? O... Sia quello, perché comunque Per non portargli voglio rispetto. offendere, esatto, non vorrei avere tanto rispetto. Sia perché è una cosa che comunque mi ha colpito sul personale. Perché alla fine sono stata io quella presa dai rami dell'albero. Io vorrei chiedere, siete stati voi che mi avete imprigionata sull'albero quando sono venuta la prima volta? Proviamo a tirare su. Chiamandolo. Hai chiamato qualcuno? Che ho chiamato? Giù c'è scritto l'angelo sembrò compiaciuto. Non è che, Angelica chiamandolo. non è che l'hanno presa per chiamarla, Può essere? per tirare la tua La mia attenzione? attenzione. E comunque, come diceva all'inizio del video la Chiara, siamo venuti qui perché lei è già stata qua e aveva sentito delle entità, delle energie e forse volevano proprio questo. Volevate attirarmi qua? Su queste 2 pagine, e ho ancora gli occhi chiusi, mi stavano chiamando sia su questo punto. Mm? Dimmi quando l'hai inquadrato, perché Ce ho l'ho. ancora gli occhi chiusi. Quando è stata l'ultima volta che abbiamo preso nota? E anche qua. Io ho ancora gli occhi chiusi. Vediamo cosa abbiamo qui. Vediamo cosa abbiamo qui. Mi sta venendo da piangere. C'è una donna qua dietro a me, vero? Stilografica con pennino. Prova ad andare su. No, Iram Donovan. No, stilografica con pennino. Scusate. È stata male strana. Questa donna. La donna? No. Ma è la donna dell'altra volta? Penso di sì. Allora vorrei chiedere alla donna che è qua, perché so che è qua a Porta Vacca, se la sento. Ma con il libro glielo chiedi o no? Sì. Perché è una cosa che me lo dica nella testa, una cosa che lo dica con le prove. Ma sai, non è così semplice. Magari se accendiamo uno strumento più che quello, magari non riesce a fare il libro lei, non tutti. Tieni anche questo. Anche. Perché accendiamo già la radio. No, aspettiamo. Devi aspettare cosa? Cosa proviamo a fare? Ditemi Proviamo voi. prima gli strumenti, andiamo a... Perché sai che comunque comunicano non sempre con tutte le cose.
se magari vuole far accendere uno strumento prima di... cioè andiamo per gradi, no? Se ci accendono questi, sarei contenta ogni tanto. Ma sai, non suoni indagine a noi. Ma ogni indagine, le indagini non sono tutte uguali. No, sto dicendo che qualsiasi indagine che noi facciamo, quei due strumenti lì, il K2 che agli altri, fortunatamente per loro, si accendono come prendesse fuoco. A noi non si accende mai niente del K2. Quando mai, l'unica volta che si è acceso il K2, A casa della Marzia. a casa della Marzia sì, e l'ultima volta al ponte dei suicidi a Padova, però c'erano le interferenze, si vedeva chiarissimo, c'erano delle Vabbè, ma interferenze allora sul non li ponte portiamo radio. più. Proviamo. Cioè, sti K2 tu li stai vedendo anche tu, sono morti. Per carità, proviamo, ma come vedi, Guarda che anche alla Villa quando abbiamo detto di suonare, di avvicinarsi, la quel T2 ha suonato il T2. allora chiedi tu, Chiara, magari, visto che comunque hai un'empatia con lei, Puoi sederti qua con me, per favore? Te lo prometto, non fanno male questi strumenti. io non so se mi sono immaginato, ma ho sentito un rumore come qualcuno che si sdraiasse lì vicino alla tua destra, Da qua. o sbaglio, Come se si svaccasse. come se buttasse giù di peso, come per dire, tipo quando sei stanco. Da qua. Da qua, dai. Da qua. La sto percependo come l'altra volta. L'altra volta era di là, questa volta è di qua. Quindi è la signora che si è suicidata sul laghetto? Penso sia lei. Se sei la signora che si è buttata nel lago, potresti avvicinarti agli strumenti vicino a Chiara, per favore? Così capiamo che sei qui. Non ti fanno nulla. Si Ma accendono lei soltanto è le seduta lucine. qua? Io l'ho Non le sentita, prendo. io l'ho sentita sedersi come tipo. Ho sentito dove c'è Il libro. il libro, lo zoom lì. Se io faccio così, Mm. è come se le mettessi la mano sulla gamba. Possiamo continuare il libro? Vi va? Fai se ti senti di fare il libro. Fallo, non chiedere posso. Sei seduta qua vicino a me?